è chiaro che se devo fare un consiglio comunale mi faccio il tampone per rispetto degli altri, ma se devo andare a fare le normali attività ho ordinato un gazebo, lo metto fuori e vengono fuori i dipendenti a farsi filmare le pratiche e esaminarle con me e i cittadini saranno ricevuti lì. E sarà il nuovo ufficio del sindaco. Il gazebo arriverà la prossima settimana, forse già lunedì, e sarà posizionato di fianco al municipio in quest'area verde per non intralciare manifestazioni o mercato cittadino. Ufficio all'aperto perché il sindaco medico di Santa Lucia di Piave, non vaccinato e da tempo nel mirino dell'ULSS per le sue posizioni contro l'immunizzazione anti-Covid, non ha alcuna intenzione di cedere all'obbligo del Green Pass dal 15 ottobre negli uffici pubblici. Chi è un eletto non può essere sottoposto a delle norme assurde. Entrerà con tutte le precauzioni in municipio, ma svolge un compito a cui lo hanno delegato eletto, ribadisco, non è un lavoro, eletto i cittadini. Così è nata l'idea dell'ufficio all'aperto. Io comunicherò via telefono che sono presente nel mio nuovo ufficio e i vari capi ufficio verranno a discutere, nonché la segretaria comunale, verranno a affrontare gli argomenti con me. Ci sarà un tavolino, un paio di sedie e faremo una roba così. Quest'inverno ho degli ottimi cappotti che termicamente impermeabili, quindi mi metterò in quella condizione, c'è problema. Dall'ULSS 2, commento lapidario. Io credo che il dottor Szumski purtroppo sia anche un po' il folklore, no? È uno sfregio nei confronti dei cittadini che poi, per senso civico e per rispetto degli altri, si proteggono vaccinandosi. Quindi credo che queste cose non portino da nessuna parte, perché di fatto fare un gazebo fuori quando magari le persone anziane con la pioggia, col vento, devono mettersi fuori per chiedere qualcosa al sindaco e quindi obbliga queste persone, magari disabili, a star fuori sotto un gazebo, quando invece il diritto del cittadino sarebbe entrare in comune ed essere protetto. Il direttore dell'ULSS 2 cita l'Italo Svevo della coscienza di Zeno. L'uomo diventa sempre più furbo e più debole, anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione alla debolezza. Il fatto che uno arrivi a fare un gazebo fuori dà il senso della debolezza, ovviamente, che la persona manifesta, ecco, perché non sono vaccinato, costringo gli altri a venire sotto un gazebo. Intanto lo stesso Benazzi ha segnalato a Szumski all'ordine dei medici per dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid a pazienti che non sarebbero suoi. Lui ha fatto delle certificazioni perché mi sono giunte per richieste di chiarimenti anche in una provincia fuori di quella Treviso, in Friuli. E quindi queste ovviamente sono atti arbitrari fatti da lui contro la legge, contro la deontologia, per cui questo io ovviamente l'ho stigmatizzato alle autorità competenti perché ovviamente lui non poteva fare queste certificazioni. Una vicenda sulla quale Szumski preferisce per ora non parlare.